Sulla Parenzana si portava quelli che aveva più vide, li portava fino a Parenzo il vin e dopo di Parenzo andava sulle barche e andava a finire Trieste, e si portava stesso quando che ammazzava gli animali, si portava la carne e tutto serviva per portare a Trieste. 100 anni fa partiva da Trieste il treno che avrebbe collegato l'Emporio con Parenzo, il Golfo con l'Istria grigia e rossa. Una sbuffante locomotiva che, nonostante sia stata dismessa nel lontano 1935, è riuscita a diventare un mito, a mantenere intatte atmosfere e bellezza nella memoria della gente e nei racconti consegnati ai posteri. Il Museo di Campo Marzio ne custodisce una piccola prova confusa nella gloriosa storia dei collegamenti ferroviari di asburgica memoria che mettevano in contatto Vienna con Trieste, la capitale con il suo porto, il grande impero con la sua finestra sul mare. Siamo nella metà dell'Ottocento. Il nuovo mezzo a trazione meccanica porterà alla città uno straordinario sviluppo dei traffici e dell'economia. Sarà il naturale collegamento con la vastità dei paesi danubiani verso i quali destinare merci e prodotti della terra. Ci vorrà mezzo secolo perché anche l'Istria entri a far parte di questa rete di moderni contatti, anche se l'idea di una ferrovia nasce già negli ultimi decenni dell'Ottocento e la sua realizzazione sarà frutto di un lungo dibattito e di progetti articolati. Ma finalmente, nell'aprile del 1902, in forma del tutto privata, senza i rappresentanti della provincia dell'Istria, irritati da una divergenza sulle tabelle bilingui, parte il primo convoglio. Locomotiva U20 e 5 carrozze passeggeri, che lasciano Buie alle 5.05 per arrivare a Trieste alle 8.30. Bisognerà attendere il 15 dicembre dello stesso anno per il completamento del percorso fino a Parenzo, vale a dire una strada ferrata di 122,199 km. Qui si facevano i biglietti e da qui partiva il treno. La stazione di Campo Marzio, a dire il vero, venne inaugurata solo nel 1906 con la creazione della nuova linea transalpina, mentre nei primi anni la Parenzana partiva dalla stazione di Sant'Andrea. Per non dover spostare le pietre chilometriche già collocate lungo il tracciato, il nuovo tratto di binario che si dovette aggiungere verso occidente venne numerato in senso negativo, con la cifra meno 0,7927 km. Anche questo è un episodio dei tanti raccontati da Giulio Roselli nel suo libro dedicato alla Parenzana, pubblicato nel 1972, subito esaurito. Il Roselli, infatti, è riuscito a realizzare un volume completo che narra la storia della ferrovia a scartamento ridotto in tutte le sue componenti. La sua lettura è un invito al viaggio attraverso il tempo, la storia, la geografia, le nuove statalità, le speranze, il futuro. Dopo il suo smantellamento, solo le opere in muratura, perfettamente conservate, spesso delle vere e proprie cattedrali nel deserto, immerse nell'intrico di un paesaggio intonso, quasi selvaggio, rimangono a testimoniare la sua esistenza e permettono comunque di percorrere idealmente l'antico tracciato che, a 100 anni dall'inaugurazione, non ha fatto perdere memoria di sé. Partiamo insieme lungo un itinerario immaginario eppure vero, incontro ad uno dei paradossi della realtà di questa nostra terra tormentata dai confini. Alle 5, scrive Roselli, il semaforo della linea per Parenzo segna via libera e il capostazione alza la sua paletta verde. Il treno lascia lentamente la stazione procedendo su binario normale fino a raggiungere il punto di smistamento e immettersi su quello a scartamento ridotto diretto verso l'Istria. È difficile immaginare oggi il movimento del piccolo treno lungo il percorso che lo portava verso Muggia. Il territorio è profondamente mutato con la creazione della zona industriale. Rimangono immutate le creste dei colli all'orizzonte che sovrastano la zona. Un profilo che anche i passeggeri di allora
potevano seguire nel loro lungo e tortuoso viaggio in direzione della penisola istriana. E già in questo primo tratto di percorso ci piace ricordare un momento di cronaca fedelmente riportato dalla Rosella. Tra il mare e lo stradone di Zaule era stata costruita una palizzata frangivento dopo che nel 1910 la Bora era riuscita a far deragliare alcune carrozze con un bilancio disastroso, 3 morti e 15 feriti. Il fatto era balzato con titoli a caratteri cubitali sulle prime pagine dei giornali dell'epoca. Quello di Zaule è l'ultimo tratto, 600 metri di rettilineo, prima di attraversare la Rosandra ed entrare in Istria. Il treno sembra seguire parallelo e fedele la linea dell'orizzonte sul mare alla sua destra. La Rosandra segnava un tempo il confine tra il territorio di Trieste, appartenente all'impero austriaco, e quello della Repubblica di Venezia. Sul ponte stradale che attraversava il fiume erano murati l'Aquila bicipite da un lato e il Leone alato dall'altro. Alle 5:39 un'altra fermata di mezzo minuto a Muggia prima di proseguire in salita con il golfo alle spalle. Superata la sella tra Ancarano e Plavia, la ferrovia passava per Albaro Vescovà, Scoffie e Villa Decani sulla riva destra del fiume Risano. Il villaggio di Decani, oggi in territorio sloveno, s'allunga sul terrazzamento sotto le pendici del monte di Antignano, a quota 63 metri. Venne insediato nel 1480 su decreto della Serenissima. I suoi abitanti portavano a Trieste prodotti del latte, ma fornivano soprattutto manodopera. Il fabbricato viaggiatori della stazione locale, posta molto in basso rispetto all'abitato, praticamente in pianura, conserva inalterata la sua struttura originale in pietra bugnata e con una elegante recinzione. L'architettura è inconfondibile, ben riconoscibile in tutte le località che toccheremo lungo il percorso, eppure ogni volta una sorpresa, ogni volta mutata nel connubio con il paesaggio circostante e pertanto resa originale, unica. Attraversiamo Val Stagnon, trasformata dai numerosi interventi per la costruzione del porto di Capodistria. Presso il bivio di Gason riprendiamo contatto col tracciato della Parenzana. Anche qui si può vedere il fabbricato viaggiatori della stazione di Capodistria inglobato da altre recenti strutture, ma non completamente snaturato. Alcuni elementi continuano a raccontare la storia della ferrovia, degli arrivi e delle partenze, delle lunghe attese, degli incontri. Basta fermarsi ad osservare, immaginando il viaggio e l'odore del carbone, del fumo, dei vagoni. Anche il paesaggio con Capodistria sullo sfondo è profondamente mutato. Ripetute bonifiche hanno saldato l'antica località alla terraferma. Dopo Capodistria, il treno sostava alla stazione di Semedella che si trovava nei pressi della chiesa, l'unica testimone di una storia antica, soffocata da case e strade di recente costruzione. Lungo il mare, tra Capodistria e Isola, corre il tracciato della Parenzana, nome che venne coniato dal Amtsblatt, il giornale ufficiale della direzione di Trieste delle ferrovie statali, che volle chiamarla così quando nel 1902 pubblicò la circolare numero 23 contenente le norme per il servizio sul tronco Trieste-Buie. La Trieste-Parenzo comprendeva 16 tra stazioni e fermate. La sede ferroviaria in riva al mare è contenuta da una robusta struttura di arenaria trattenuta da massi di calcare a formare una scarpata. Oggi è una passeggiata, una pista per chi ama la corsa, un comodo appostamento per i pescatori, una via ciclabile verso Isola, dove anche il treno si dirigeva dopo la fermata di Semedella, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e mai più recuperata. Ma il fabbricato viaggiatori di Isola è ben conservato, oggi è abitato e sede di vari uffici. L'arrivo a Isola sarà certamente stato particolare. La gente di Trieste manteneva con la località un rapporto speciale
per l'importanza dei suoi conservifici, per l'anima pittoresca della sua popolazione di pescatori e di abili contadini in grado di offrire al mercato triestino primizie di riconosciuta qualità. Dopo numerose salite, il treno si infilava nella galleria di Saletto a 64 metri sul livello del mare. Uscito dalla galleria, il treno si insinua nella lunga e stretta valle di Strugnano, dove un ponte ferroviario, di cui oggi rimangono solo le spallette in muratura, permetteva di superare il torrente Castrolago. Quella di Strugnano era una semplice tettoia d'attesa al limite occidentale della valle. Più avanti, la galleria di Monte Luzzan, di 544 metri, facilmente percorribile, trasformata oggi in una raffinata pista ciclabile, perfettamente illuminata e ben tenuta, con all'interno delle nicchie salvauomo, conduce alla fermata di Porto Rose. Ero piccolo, l'unica roba che mi ricordo quando siamo venuti fuori del tunnel di Porto Rose era dopo, così verso il tramonto, non so che ora che era questo treno. È un paesaggio magnifico, non so cosa dire. Sta gente col portaro in spalla che portava acqua. Il portaro, non so, voi non sapete cosa è il portaro. È un legno che picca un secchio davanti e un secchio dietro. E bagnava queste fragole e roba che aveva questi ortaggi. L'edificio della stazione conserva sulla facciata che guarda verso il golfo ancora alcune scritte della sua antica funzione. Si tratta di una villa privata che era stata opportunamente adattata allo scopo. Nei pressi di quella che fu la stazione, un altro cimelio, la pompa a mano con la caratteristica tazza a calice, in dotazione alle stazioni e alle fermate abitate. In ottime condizioni anche il cavalcavia, a qualche decina di metri di distanza, sotto il quale corre ora la strada asfaltata. Porto Rose era una fermata importante per il ruolo che la località aveva assunto sin dalla metà dell'Ottocento, quando furono applicate le scoperte delle qualità curative dei bagni di fango marino. Il turismo termale curativo divenne da allora il motore di sviluppo della località. Abitanti e villeggianti raggiungevano la stazione della Parenzana con il tram elettrico, realizzato nel 1912. Salivano a bordo di carrozze rosse che, partendo dalla piazza principale di Pirano, si dirigevano sia a Porto Rose che a Santa Lucia. L'edificio della stazione di Santa Lucia è stato smantellato qualche anno fa per far posto ai nuovi quartieri della località in espansione. Ma l'intenzione dichiarata è di ricostruirla in altro luogo non lontano dalla sede originale. Nonostante ripetute sollecitazioni e la protesta dei cittadini e dei ragazzi delle scuole del territorio, il materiale, smantellato e numerato, attende ancora di essere ricollocato al proprio posto. Proseguiamo cercando di immaginare il percorso della ferrovia in questo nuovo panorama di verdi colline, prima di raggiungere la vallata successiva. Per cogliere in tutta la loro bellezza le saline di Sicciole, bisognava affrontare la ripida salita di San Bortolo, lasciandosi alle spalle la breve piana tra Vignole e Sezza, dove esistono alcuni chiari segnali del passaggio della strada ferrata. E all'improvviso vecchie e nuove geometrie appaiono nella baia sottostante. Raccontano la produzione del sale attraverso i secoli. La distesa, ora argentea, ora dorata, segna il passaggio al Carso istriano, disegnato con linee precise e grande fascino, digradanti verso il mare di Salvore. Il treno segue l'andamento del canale di San Bartolomeo fino a scendere alla stazione di Sicciole presso il ponte del torrente Dragogna.
Sicciole era considerata una stazione importante per la spedizione del sale, ma anche del carbone della vicina miniera, chiusa ormai da decenni perché resa pericolosa dalla profondità e dalle infiltrazioni d'acqua marina. È tempo di risalire per raggiungere lo sperone calcareo del Monte Carso, che in una ventina di minuti ci dovrebbe portare a Buie. Il mare è ormai alle spalle. Stiamo percorrendo il tracciato di un treno centenario, senza il treno e senza i binari di riferimento. Ma l'atmosfera è la stessa, confusa nel paesaggio istriano, piena di richiami e di incantamenti che diventano reali all'improvviso rivelarsi della massicciata e dei muri di sostegno. Come dar torto a chi propone di ripristinare il collegamento per scopi turistici, superando i confini, omaggiando la storia. Proseguiamo con una breve sosta alla stazione di Salvore, che nella storia della Parenzana doveva diventare una fermata intermedia prima di arrivare ad Umago, progetto mai realizzato. La stazione è abitata, bussiamo. Normalmente o era militari o era borghesi, gente di qua. Normale, non era di straordinario. Ora via quando era turistico, perché venivano i turisti di Portorose e veniva quel treno e una volta là in sala d'aspetto che mostra e ha lasciato una bella carta di prosciutto, era di smentica. Era la nostra festa dei fiori. Il treno ora percorre quasi in piano il Carso di Buie. Il paesaggio è mutato ancora una volta. Brecce calcaree affioranti dal terreno arido, vegetazione bassa, magri pascoli. Villaggi sparsi di poche case segnano il percorso con 2 brevi fermate a Markovac e a Caldania. Ormai si intravede la sagoma di Buie in una corona di vitigni che qui riescono a prosperare generosi, avvinghiati alla terra rossa. Il treno, da Sicciole a Buie, ha superato il dislivello di quasi 170 metri. Buie è l'unica cittadina istriana con 2 campanili svettanti, nota per la produzione vinicola, le feste e l'umore sempre allegro della sua gente. Il treno entra in stazione alle 8:27 per ripartire 10 minuti più tardi. Questa era considerata una stazione intermedia, ma nei primi mesi di attività della Parenzana era stata la destinazione vera e propria, al centro dei collaudi e delle prove, prima di proseguire verso la difficile valle del Quieto. Sbuffando il treno riprende la sua corsa, che lo porterà oltre il limite di terreno carsico che si configura in una serie di alture allineate. Tettoia e piano caricatore compongono la stazione di Tribano, dove vengono movimentati grossi contingenti di vino, uva, frutta. Ma anche qui la sosta è breve. Il paesaggio cambia ancora, mentre il treno si avvicina alla bella Grisignana. La stazione si trova sul piccolo pianoro di Villa Romana, da dove si scorge la cittadina col campanile a torre massiccio. L'edificio della stazione è alquanto degradato, ma intatto, come le 2 gallerie di San Vito e di Calcini, fra le quali è collocata.
ma è da Piemonte a Portole che si incontrano le più importanti ed imponenti strutture della linea. 4 viadotti con altezze variabili tra i 20 e i 30 metri ed altrettante gallerie fra i 28 e i 147 metri di lunghezza. Edifici sorgevano anche a Castagna, Piemonte e Portole, ma sono scomparsi da tempo. Le località comunque meritano una breve sosta. Siamo nel cuore dell'Istria, di un'Istria ricca di storia, ma anche di abbandoni, le 2 facce di una medaglia che sono motivo di sofferenza. Fiorenti in epoca austriaca fornivano ottimi prodotti, frutto del lavoro di gente preparata a trasformare i fianchi ripidi delle colline in terrazzamenti generosi. Il silenzio di questi luoghi è un invito per poeti e pensatori che hanno la capacità di evocare e di sorridere alle assurdità della storia. Noi proseguiamo in questo tragitto segnato da grandi curve e continue gallerie che permettono di superare il rincorrersi delle colline. In questa zona gli addetti alla ferrovia facevano continui controlli, soprattutto per le forti piogge, in quanto il terreno, in parte marnoso, era soggetto a frane. Lungo il tragitto si possono ancora scorgere i muretti di contenimento inglobati da una natura rigogliosa, ma anche tante opere minori, composte da canali di scorrimento e inghiottitoi, dove l'acqua veniva imbrigliata e convogliata lontano dal tracciato che avrebbe altrimenti corroso zolla dopo zolla, centimetro dopo centimetro, scivolando sul terreno marnoso, friabile, pronto a cambiare aspetto, lasciandosi plasmare dalle intemperie. La ferrovia passava tra i campi, più che toccare i centri abitati, molte volte a notevole distanza, per cui raggiungerla era un'impresa. Da Castagna, in posizione panoramica come tutte le località del territorio, bisogna salire verso il pendio della montagna per raggiungere il cavalcavia e la galleria, ben mimetizzati da un paesaggio di rovi, ginepri, roverelle che li nascondono anche agli esploratori più tosti. Ma non demordiamo, a costo di salire con un potente trattore, accompagnati da Silvano Calcina, un connazionale del luogo, che questi posti li conosce perché ama perdersi su queste cime, rincorrendo le sue capre. Il paesaggio che ci circonda merita tutta la fatica necessaria a raggiungere la meta. Castagna è sotto e dentro di noi, piena di tali atmosfere che costringono a fermare per un momento il nostro cammino. È stata davvero un'avventura, ma è solo un'anticipazione del viaggio che ci attende. Piemonte è la prossima meta, abbarbicata sul colle e affacciata sulla valle del Quieto. Case fatiscenti sulla nostra strada, eppure il borgo è ricco di storie, di architetture e di incredibile armonia. Segni di bellezza occhieggiano da un passato che è difficile riagganciare per proporlo anche nel presente. E ci pervade un senso di impotenza che crea sofferenza. Il treno della Parenzana passava ai piedi di Piemonte, entrando prima in una serie di gallerie per attraversare subito dopo l'alto viadotto che sembra cresciuto in mezzo agli alberi e non viceversa. Proseguiva sbuffando, aggrappato ai fianchi delle colline, e raggiungeva un altro viadotto poco lontano, in prossimità della località di Antonzi. Anche questo immerso in un intricato disegno di boschi inselvatichiti e campi coltivati. Poi ancora incontro al viadotto di Freschi con la lunga galleria. La massicciata in questo tratto è quasi intatta,
vallata guida con sicurezza l'esploratore, ma rende difficile il procedere spediti. Il bosco circostante si sta colorando d'autunno nel silenzio di un territorio disabitato. Non voce umana, non un segno di insediamento a interrompere l'incanto. Solo queste enormi opere in arenaria che emergono dal calderone della storia istriana e riportano col pensiero a casa. È tempo di riprendere il cammino verso Portole, che vedremo spuntare all'improvviso, in posizione dominante su tutta la vallata. Signora di un territorio vivace nella memoria, ma ora pieno di silenzi. La stazione, di cui non rimane traccia, si trovava alcuni chilometri sotto la località e per raggiungerla bisogna percorrere un lungo sentiero che ora conduce verso l'alto viadutto con le sue 5 imponenti arcate. Sono opere perfettamente conservate che suscitano ammirazione nei confronti di chi seppe progettarle e soprattutto farle costruire. Una parte dei costi di realizzazione della Parenzana furono sostenuti dai comuni, che li fecero gravare sulle tasse oppure obbligarono la gente del territorio a contribuire alla sua realizzazione. Nel ricordo, però, rimane la soddisfazione di vedere arrivare il treno. E mi guardavo sto trenino oltre la finestra come passa tutto il giro che fa della stazione. E mia zia che dico, l'ho detto, ma cosa sei quel, cosa sei quel? Ma questo ti sa che c'è treno, ho detto, ma mi hanno detto i maestri che c'è treno, ho detto, Portole, parlavo sempre. E dopo niente, siamo andati a scuola noi. Ma ben dopo, se vuole sapere, anche per sti ponti, e qua sotto c'è un ponte, e di Portole c'è un altro ponte, e la stazione è la metà. Quello non si può vedere, ma era bellissimo, bellissimo, ma mi piaceva, mi sai quello. Sempre andai in mezzo e lavorare, c'erano i legni per i boschi per vedere, era bello. Ecco. No. E così era dopo sti uomini. La gente andava a bere là, osterie. Era osteria, bottega, era quel che la vuole, là era lusso, altro che scherzi che adesso. La sai, bene, calcola molto, molto. E da Portole in Zoia era la stradaria. Oh sì, andava tutto, stradaria grande, proprio fatta apposta. Ma era bellissimo. Non posso dirmi sempre, me lo ricordo, ma così piccolo. Mi ero per quella ferrovia, Dio sa quante volte. Manca legno, oltre la ferrovia menaimo a casa. Incarigaimo e menaimo fino in quel scuro, che è quel tunnel. Anche là, ierimo noi a incaricarmi mio papà a legni. Per trovare altre tracce della ferrovia a scartamento ridotto, l'unica ad essere stata mai costruita in queste impervie zone dell'Istria, bisogna scendere a Levade, terra di boschi e tartufi. La stazione di Levade, come molte altre stazioni, è abitata da gente del posto che ancora ricorda lo sbuffare del treno e l'eccitazione che coinvolgeva tutti ad ogni suo arrivo. La preoccupazione in questo tratto di ferrovia erano le piogge, che facevano straripare il fiume Quieto, che inondava con le sue acque la vallata, ferrovia compresa. Lungo la salita al Colle di Montona, il tracciato oggi è ben segnato come pista per il trekking o le escursioni in mountain bike. In questa zona l'interesse è soprattutto per le gallerie, ora in parte chiuse, che il treno raggiungeva superando dislivelli notevoli, anche del 25 per 1000. La stazione di Montona conserva intatte le sue belle strutture. È situata a mezza collina rispetto al centro abitato. La stazione
possedeva un binario di sorpasso ed uno di sosta, in quanto al tempo dell'amministrazione austriaca era stazione di incrocio per i primi treni del mattino e gli ultimi della sera. La partenza della Parenzana da questa stazione era fissata per le 11, per cui il treno veniva designato come il treno delle 11. Il suo passaggio regolava i ritmi di vita quotidiana della cittadina e si continuò a chiamarlo treno delle 11 anche quando nel 29 gli orari vennero spostati di ben 40 minuti. Lo sbuffare del treno diventa unico segno di vita nell'angusta valle del Kervaro, mentre procede in direzione di Caroiba. Il paesaggio è profondamente mutato. Abbiamo lasciato la zona marnosa per addentrarci in un territorio carsico, vigilato dalla bella montona all'orizzonte. Il percorso del treno è segnato ora da frequenti pareti rocciose, scavate, squadrate per fare posto alla sua corsa. La ferrovia attraversa il torrente Kervaro su un viadotto in curva e si dirige verso occidente. La prossima stazione è quella di Raccotole. Qui si caricava soprattutto legna da ardere e prodotti della campagna, mentre fiorivano aneddoti e racconti. Quando che ero piccola, mi dico di 4 anni in poi, sempre perché avevamo su in Sabadin, avevamo bosco e Sabadin era un grande ponte, 25 metri fondo, e quando che passava il treno la mattina passava alle 8, dopo passava alle 11, passava alle 3 dopo pranzo, passava alle 8 la sera. E quando che siamo stati su, una volta non era come adesso che se hai permanenti che si drizza sti capelli questo e quell'altro, mica avevo lunga drizza fino in fondo, e quando che le drizze stavo per in zona mi chiappava i spini che andavo a drivo le pecore. E mia mamma mi aveva comprato le forchette e tiravo su, dicevamo cucon. Allora mi mettevo le forchette dentro e quando che passava il treno tiravo fuori queste forchette e le mettevo dove era le sine che si incontrava e il treno me le schiacciava. E dopo mi teneva più facile sto cucon su. Lasciata a Raccotole, la linea compie 5 ampie curve per aggirare altrettante elevazioni di modesta entità che orlano l'altipiano. La più profonda è quella del burrone di San Vitale, che la linea supera su un alto viadotto in muratura a 3 arcate da 15 metri di luce ciascuna. È l'ultima grande opera prima di Visinada, che supera il torrente e spalanca un inedito panorama sulla vallata del Quieto. Quel che era del merce, gridemmo perché faceva puff 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 e noi altri 3 minuti per indrio, 3 minuti per indrio, che faimo e gridemmo e che faimo i saluti, i soferi sempre ne alzava le mani. La Parenzana passa dalla mia casa 150 metri, 200. Adesso è una strada normale, diciamo, per i ciclisti, per andare a piedi, per la gente che va in campagna, però sentendo i racconti che mi raccontava mia nonna, mia bisnonna, sembra di vederla, come la camminava, come la passava, come la ciuffi ciuffi, come dicevano. E allora, di più mia bisnonna parlava sempre di ella, che eravamo ragazzi, e lei era in casa, che aveva male le gambe quando era già vecchia, è morta a 94 anni. E allora ne raccontava di sta Parenzana, come che andava a Trieste, a Parenzo,
che la faceva la vendirigola, che era una professione una volta quella che qua comprava ovi prosciutti, menava a Trieste, vendeva, e da Trieste portava qua aghi, bottoni, quel che sal, quel che occorreva per la gente. E allora passando, raccontando, diceva che era in campagna, lavorava e la sentiva là a Piemonte. Come la sentiva a Piemonte, arrivava a casa, si vestiva, faceva il pranzo, mangiava, si vestiva, lavava, approntava, andava su in stazione e ancora doveva aspettare un 10 minuti che l'arriva, per orario, per andare a Parenzo. A Visinada il treno si concede solo una breve sosta, anche se si tratta di una località importante, al centro di una vasta zona agricola, centro di scambi e commerci anche al tempo di Venezia. La stazione è abitata e, nonostante le trasformazioni, conserva ancora qualche elemento originale come i pozzi e lo stemma. Superata Visinada, riappare il terreno carsico di doline e terra arida, di magri pascoli e boschi cedui. Quella di Baldassi è l'unica fermata creata dall'amministrazione italiana. Era solo una colonna che sosteneva un fanale e una tabella col nome della località, non una stazione vera e propria, quindi. Ma narrano le cronache che la gente del posto, per festeggiare l'avvenimento, organizzò attorno alla fermata tavolate imbandite e si fece festa fino a notte fonda. Da Baldassi a Parenzo il tracciato è una lunga discesa di 18 km, toccando due importanti località, Santa Domenica e Visignano. Siamo in una zona fittamente popolata. I paesetti si susseguono su un territorio ricco di coltivazioni. Le stazioni comunque sono distanti dai centri stessi. Quella di Santa Domenica è composta da un fabbricato viaggiatori di seconda categoria, magazzino merci, binario di sorpasso e di carico, trasformata recentemente in una discoteca, poi abbandonata. Non è da meno la stazione di Visignano, che ormai anticipa quella di Parenzo. Abitata, è stata acquistata da poco da coppie di giovani sposi che intendono procedere ad un doveroso restauro. Alle 11:54 il treno si arresta nella stazione di Parenzo. Anche questa oggi è abitata. La lunga corsa di 6 ore e 54 minuti era ed è conclusa. Ci vollero anni per decidere il tracciato della Parenzana e tanti calcoli tecnici ed economici. Ma anche la terra istriana ci mise del suo, un tocco di magia che ha trasformato la vicenda della ferrovia in un'autentica leggenda. Lungo il tracciato che non c'è, il treno continua a sbuffare. Nel silenzio di gallerie e viadotti, qualche nuvola di vapore potrebbe anche materializzarsi, improvvisamente. Basta un niente. Dinghi dunghi per sti ferri finché ieri attorno, ma dopo quando che il treno non camminava più, ma non mi ricordo, mi so che avevo 12 anni, se del 35 se del 36 che ha smesso sta il treno camminare qua per la ferrovia. E mi ricordo del 41 così che portavano a via le Sine. E dopo che io portavo via le Sine, ha detto che l'ha messa sulla nave, che la menerà in Africa e guerra iera, e l'ha bombardata e l'ha andata a finire dentro nel mare.